Ci troviamo nella zona dell'Alto Garda e poco sopra l'abitato di Tenno, che è anche uno dei borghi più belli d'Italia. La nostra meta è il Monte Misone. Siamo curiosi di vedere il panorama che ci può offrire. Da qui diamo inizio al nostro trekking. Abbiamo alleggerito il nostro abbigliamento perché è molto caldo e il primo tratto di sentiero è veramente in salita. Il sentiero che abbiamo percorso sin d'ora è stato abbastanza ripido, con pochi momenti di tregua. Da qui il panorama inizia ad aprirsi. Noi, continuando adesso sul sentiero, arriviamo alla Malga Tenno, e dopo in circa una mezz'oretta dovremo essere al Monte Misone. Siamo arrivati in cima al Monte Misone. Eccoci qua, alla croce. Ultimo tratto con la neve. Abbiamo faticato parecchio, anche perché, come solito, senza ghette. Ma guardate qua, guardate che paesaggio. Guardate. Ah, mi dimenticavo, ve lo faremo vedere dopo perché abbiamo lanciato il drone. Adesso mangiamo. Lasciamo la cima e ci abbassiamo fino ad arrivare a Malga Tenno e lì faremo una breve sosta. Malga Tenno raggiunta. Ovviamente la discesa rispetto all'andata è stata più veloce, anche perché avevamo le ghette. E anche se si sprofondava non era un problema. Certo che qui al sole si stava benissimo, ma è arrivata l'ora di lasciare la Malga e ritornare al parcheggio.
Arrivati al parcheggio. Il Monte Misone merita perché è una cima che una volta raggiunta sa offrirvi un bellissimo panorama. Il tratto più impegnativo però è all'inizio, diciamo dal parcheggio e all'incirca per la prima oretta di cammino. Come sempre noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!